dopo l'arresto di un 45enne fermato con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di una giovane di 11 anni. L'aggressione nei pressi di Viale San Marco risale al tardo pomeriggio di giovedì. Viaggio nella Smart Control Room del Tronchetto, dalla laguna alla terraferma. 750 telecamere sono puntate su ogni angolo, parco, piazza del Comune di Venezia e sull'aeroporto a Tessera. Parte la corsa elettorale, il gazebo del Partito Democratico a Venezia, Marghera e Zelarino. A Mestre invece una passeggiata per la sicurezza in via Piave organizzata da Forza Italia. Un piano casa per salvare la città dallo spopolamento e dalla difficoltà a trovare alloggi in Comune di Venezia. Ha presentato il primo capitolo del programma di La città che vogliamo. I carabinieri hanno multato per 5.000 euro e sequestrato 30 kg di generi alimentari da 2 ristoranti di Chioggia. I controlli svolti col Dipartimento Prevenzione dell'ULSS 3 Serenissima. La sfida delle sfide, il classico della Liga, la finale di Coppa del Re in esclusiva su Antenna 3. A giocarsi il titolo sabato 26 aprile alle 22 saranno Barcellona e Real Madrid. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali che si apre con la cronaca e, come avete sentito, con quanto accaduto a Mestre, dove un 45enne è stato fermato con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di una ragazzina di 11 anni. L'aggressione nei pressi di Viale San Marco risale al tardo pomeriggio di giovedì. Lui ha 45 anni ed è finito in manette con l'accusa di violenza sessuale. Lei ne ha appena 11 ed è seguita dagli specialisti dei servizi sociali del comune. È ancora una bambina per la quale una normale giornata di primavera si è trasformata in un incubo. Le forze dell'ordine stanno cercando di ricostruire quanto accaduto nel tardo pomeriggio di giovedì tra Parco San Giuliano, Viale San Marco e via Forte Marghera. Un compito delicato e complesso, vista l'età della vittima. Vittima che sarebbe stata bloccata e aggredita mentre rincasava, ma la dinamica dei fatti è ancora al vaglio degli inquirenti. L'allarme sarebbe stato lanciato dalla madre. Le ricerche delle forze dell'ordine sono state immediate e anche grazie all'utilizzo delle telecamere di videosorveglianza sono bastate poche ore perché i carabinieri individuassero e fermassero il 45enne, italiano e pare senza fissa dimora. Tra chi oggi si trova nell'area di San Giuliano, l'incredulità pare mescolarsi ad un senso di crescente inquietudine. Ci sono sempre più spesso queste cose, anche in zona Carpenedo è successo che una ragazza è stata aggredita da un signore anziano che ha tirato fuori il membro, insomma, quindi è sicuramente un problema che sta succedendo sempre di più, dobbiamo stare sempre più attente noi in quanto donne. Io non la lascerei da sola, sinceramente, mia figlia. C'è da fidarsi? Assolutamente no, non la lascerei per principio, per un discorso mio personale. Io mai sentito di queste cose qua, è una roba nuova, mai sentito. Di solito è sempre tranquillo, se ho un fatto, un episodio che è capitato che di solito non capita. Al tardo pomeriggio inizia a peggiorare la situazione. Sappiamo che comunque quando cala la sera possono succedere, non dovrebbero succedere queste cose, ma evidentemente la gente in giro comincia a impazzire. 750 le telecamere puntate sulla città da Venezia, tutta la terraferma dalla Smart Control Room della Polizia Municipale di Venezia. Dalle telecamere della centrale operativa, grazie al sistema A-Vigilon, è possibile fare una ricerca dettagliata di polizia giudiziaria zoomando per cercare una persona o una macchina di un determinato colore. E dalla centrale operativa della Smart Control Room della Polizia Municipale di Venezia al Tronchetto che vengono risolti molti dei casi di cronaca della città. Da qui si monitorano tutte le telecamere comunali presenti, da Venezia a Mestre passando per Marghera. 750 gli occhi elettronici puntati su praticamente ogni angolo del territorio, parco, piazza e naturalmente aeroporto. È qui che si tiene il COC, il centro operativo comunale, e dalla Smart Control Room che si capisce in tempo reale chi entra e chi esce da Venezia, così da queste sfere bicolore. Allacciandosi alle celle telefoniche di ogni persona, grazie anche all'intelligenza artificiale, si sa addirittura chi sono i turisti presenti, ovvero da quale paese d'origine arrivano. Sappiamo che è una SIM card italiana oppure straniera e in base a questo il sistema mi dice che in aeroporto in questo momento ci sono 2.291 persone, di queste 1.362 sono italiane.
Passeggiata per la sicurezza oggi di Forza Italia lungo via Piave a Mestre, iniziativa nell'ambito della manifestazione Periferie al centro. C'è sostegno anche alle forze dell'ordine. Così Michele Zuin, segretario di Forza Italia Venezia, nonché assessore comunale, anche in merito al questionario sulla sicurezza che verrà presentato a breve nel gazebo della città. 5 quesiti chiesti ai cittadini in vista delle elezioni. Vogliamo capire qual è la percezione vera della cittadinanza su quelli che sono i reati, su quelle che sono le condizioni della città, sulle zone più o meno sicure, eccetera. Sono 5 domande molto veloci che poi analizzeremo, riusciremo a fare un report. Ed un primo report lo si è già avuto nel corso della passeggiata sulla sicurezza nell'incontro con i commercianti lungo una delle vie decisamente più complesse e problematiche di Mestre, via Piave. Abbiamo avuto delle testimonianze di resilienza e di veramente anche apprezzamento di quello che è l'attività che viene svolta dall'attuale amministrazione. Periferie al centro è il nome della manifestazione tenutasi in contemporanea nei capoluoghi di 14 città metropolitane d'Italia. Noi abbiamo scelto via Piave perché non è una periferia ma ha i problemi di una periferia, quindi abbiamo iniziato con una camminata d'ascolto, abbiamo trovato parecchi commercianti a cui abbiamo regalato una dalia e abbiamo ascoltato quelli che sono i problemi e proposto le nostre soluzioni. Tra le soluzioni proposte l'utilizzo del decreto Caivano per rigenerare la città e un nuovo piano carceri del governo per non riservare ai delitti più gravi l'istituto di pena. Bisogna fare di più dal punto di vista normativo, cioè devono esserci più strumenti per poter in qualche maniera dare delle risposte alla delinquenza e ovviamente a coloro che sono qui indisturbati. I carabinieri di Chioggia hanno multato complessivamente per 5.000 euro e sequestrato 30 kg di generi alimentari al termine di un controllo a 2 ristoranti della zona, svolti anche con l'ausilio del Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS 3 Serenissima. Ai 2 ristoranti, uno etnico e l'altro italiano, sono state contestate l'assenza di procedure a garanzia della salubrità degli alimenti e nel secondo caso anche carenze igienico-sanitarie. Nel fine settimana, siamo alla politica, circa 170 postazioni del Partito Democratico saranno allestite in tutta la regione per permettere ai cittadini di esprimersi sulle necessità più urgenti da risolvere in Veneto. In Comune di Venezia si è partiti a Marghera, Zelarino e Campo Santa Margherita. Alla luce del sole, in mezzo alle persone, per parlare appunto di lavoro, di ambiente, di carovita e per sentire le proposte che ci vengono fatte. Mentre il centrodestra discute per le poltrone nel chiuso delle segreterie di partito, il centrosinistra è in mezzo ai cittadini per raccogliere opinioni e proposte sul Veneto di domani. È una posizione che da Marghera il segretario regionale del Partito Democratico Andrea Martella rivendica con forza. Ai presidi Dem si possono compilare delle schede per segnalare i problemi più urgenti da risolvere. Parlavo con i cittadini, guardavo le risposte che danno qui a Marghera e poi le vedremo dalle altre parti. Al primo posto c'è la sanità, poi c'è il carovita, poi c'è il trasporto pubblico locale. Per i cittadini oggi è più difficile accedere alle cure per problemi legati alle liste d'attesa che sono lunghissime, per i problemi legati al fatto che il personale medico-sanitario se ne va dagli ospedali. Con partiti e coalizioni e i blocchi di partenza per il dopo Zaia, inevitabilmente anche nel centro-sinistra appaiono i nomi dei possibili candidati alla presidenza della regione. L'ultimo in ordine di tempo è quello della biologa e divulgatrice scientifica Antonella Viola. Noi abbiamo deciso, contrariamente al centrodestra, di fare un percorso diverso. Non siamo partiti dai nomi o dalle liti sui nomi, ma dal programma. È un nome che dobbiamo ancora scegliere, per il momento sono in corso valutazioni, interlocuzioni, come è stato anche dichiarato, è una scelta che faremo nelle prossime settimane. E intanto un programma che parte dal basso, quello del PD e della sua coalizione, dall'ascolto della gente. Ci sono circa 170 banchetti tra oggi e domani e insomma nelle principali città e anche in molti comuni piccoli, a dimostrazione che stiamo facendo un lavoro diffuso e che questo lavoro continuerà. Un piano casa per salvare la città di fronte al dramma dello spopolamento, presentato il primo capitolo del programma di La città che vogliamo. La casa, che è stato per 2 secoli un diritto e un servizio, è diventato un bene economico da affrontare con le leggi del mercato.
È stato presentato il Piano Casa, il primo strumento programmatico elaborato dalla coalizione La città che vogliamo per contrastare lo spopolamento urbano e restituire centralità alla residenzialità. Riteniamo che la casa sia il tema cardine su cui la città deve ritrovare la propria vita e l'abbiamo presentato grazie al lavoro della Rete Solidale per la Casa e l'abbiamo accettato come coalizione La città che vogliamo, che ha al suo interno varie liste, tra cui Tutta la città insieme, ABC Bene Comune e una lista che segue più il tema relativo al sociale. Il piano è il frutto di un intenso lavoro di confronto e progettazione e affronta i due nodi principali del disagio abitativo. Si basa su due punti fondamentali. Una è la gestione delle case pubbliche che devono essere ristrutturate con fondi pubblici e assegnate. Il secondo punto riguarda le case in libero mercato. Il cosiddetto ceto medio deve avere la possibilità di accedere alle case sul mercato libero a un prezzo giusto, a un prezzo che comunque può sostenere una famiglia che lavora. Tra le misure principali nel mercato libero si punta a favorire le locazioni stabili con incentivi e garanzie comunali per i proprietari. Per quanto riguarda le case pubbliche si mira all'azzeramento della sfittanza grazie ad un piano straordinario di ristrutturazioni. Firmato a Venezia nelle scorse ore un importante accordo internazionale che permette di dare nuove opportunità di lavoro anche alle donne africane. Investire in Africa, terra ricca di opportunità, specie in questo particolare periodo storico dove l'incertezza della situazione internazionale con l'impatto dei dazi sta scatenando un vero e proprio urto monetario. Al contrario, l'Africa, con il suo mercato emergente, con i settori chiave dell'agroalimentare, energie rinnovabili, costruzione, sanità e farmaceutico, rappresenta il futuro per ogni investitore. A Venezia è firmato nelle scorse ore un duplice importante contratto internazionale tra Fagas, istituzione che rappresenta circa il 90% delle piccole e medie imprese dell'Africa, e tra aziende venete, con la ETC di Treviso. Il continente africano è oggi sicuramente un luogo dove molte opportunità possono essere colte. I cambiamenti geopolitici che sono in corso aprono nuove prospettive per le imprese italiane e quindi ETC è impegnata in questo percorso. L'accordo prevede di fornire tutto il supporto informatico e digitale a tutte le aziende e attività presenti in ben 14 stati africani dell'area del centro-ovest. Sono paesi che stanno crescendo molto, che hanno voglia di crescere, che cercano non a caso anche dei player internazionali con cui rapportarsi, con cui costruire un percorso. Crediamo che in particolare quell'area sia quella che nel prossimo futuro proporrà il maggior potenziale di crescita. Grande l'attenzione alle donne. Noi di Fagas abbiamo deciso di investire e mettere in atto progetti a favore della donna per favorire la sua autonomia, perché la donna è fattore di produzione e di inclusione in tutto il mondo. Dal Veneto all'Africa il sostegno che verrà dato sarà quello all'economia di prossimità, a volte anche rurale, e di un mercato che per crescere ha bisogno di strumenti. La Confapi assiste le imprese creando il supporto tecnico, supporto legislativo, giuridico e quant'altro necessario per confluire l'azienda verso l'estero. I volontari dell'Associazione Gondolieri Sub e i sommozzatori della Guardia di Finanza saranno impegnati nella giornata di domani in una immersione per ripulire i fondali dei canali di Venezia. Si tratta di un gemellaggio nato un anno fa in occasione delle celebrazioni dei 250 anni dalla fondazione del Corpo, con una operazione congiunta a Murano. L'attività, programma dalle 8 alle 14, partirà dal Rio dei Tre Ponti fino ad arrivare a San Baseggio. Siamo allo sport, il calcio. Nel pomeriggio il Venezia ha battuto il Monza per 1-0 al Penzo con un gol di Daniel Fila al 72esimo, 3 punti pesantissimi e soffertissimi che in attesa delle altre partite permettono di agganciare l'Empoli e a portarsi a -3 dal Lecce. Eletto a Padova il nuovo presidente del Comitato Paralimpico Veneto è il veneziano Davide Giorgi. Elezione all'unanimità dei voti espressi per Davide Giorgi. Sarà lui a guidare nei prossimi 4 anni il Comitato Paralimpico Veneto, che nel suo orizzonte più prossimo i Giochi invernali di Milano Cortina 2026, che si terranno dal 6 al 15 marzo. Veneziano, presidente della Polisportiva Terraglio di Mestre e delegato CIP di Treviso, a passargli il testimone a Ruggero Vilnai, per 12 anni alla guida del Comitato Veneto. Ai bambini e alle bambine il suo primo pensiero. Sono
i bambini, quelli che ci interessano, soprattutto i bambini e le bambine, perché ancora oggi, ahimè, lo sport paralimpico viene fatto soprattutto da maschietti. Abbiamo bisogno che il mondo femminile si avvicini e per questo abbiamo bisogno di fare promozione e coinvolgere sempre di più la scuola e le famiglie. Siamo la regione che sviluppa più campioni in Italia. Pensate che alle ultime Paralimpiadi abbiamo portato a casa il 30% delle medaglie, quindi possono i genitori far sì che questo record continui ad esserci. Un movimento in continua crescita, quello dello sport paralimpico, che nei 12 anni di presidenza di Ruggero Vinnai ha visto crescere entusiasmo e affetto. Sono quasi 10.000 le persone con disabilità che praticano uno sport in Veneto in modo continuativo nella fascia tra gli 0 e i 64 anni. Di questi 2.550 sono atleti paralimpici. In questi 12 anni abbiamo fatto davvero tante cose, tanti risultati. Abbiamo triplicato i tesserati, gli atleti, abbiamo triplicato le società sportive che si occupano di sport paralimpico, abbiamo fatto tante attività, abbiamo messo il cuore, la passione, soprattutto la passione. Nella giunta del CIP che guiderà il comitato fino al 2028 anche Aurora Zaia, Daniele Pusinic, Maurizio Menin, Vladi Verdiero, Nicolò Toscano e Mirko Castellani. La finale del Coppa del Re in esclusiva su Antenna 3 a giocarsi il titolo. Sabato 26 aprile alle 22 saranno Barcellona e Real Madrid. Non una partita, ma la partita. Sul campo di Siviglia scocca l'ora dei migliori e quando dici migliori dici Lewandowski e Rafinha da una parte e Vinicius e Mbappé dall'altra. Real contro Barcellona per la finale di Coppa del Re che Antenna 3 come sempre vi offre in esclusiva sabato 26 aprile alle 22. I Blancos alla ricerca della vendetta dopo la Supercoppa e di una identità dopo l'eliminazione in Champions e le voci di addio a fine stagione di Carlo Ancelotti. I Blaugrana di Flick sulla scia che li vede in testa alla Liga e desiderosi di battere gli eterni rivali. Gli ingredienti, viste anche le sfide di semifinale ad altissimo tasso di gol, ci sono tutti per una partita memorabile. Motori accesi, c'è soltanto da attendere. Sabato 26 aprile, ore 22, su Antenna 3, il grande calcio, in esclusiva. E con questo appuntamento da non perdere, noi vi salutiamo, vi lasciamo come sempre alla sigla e alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e buon sabato sera a tutti.